Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora dobbiamo porci una domanda, cioè cosa difendono esattamente i difensori dell'attuale sistema della giustizia italiano come il migliore dei sistemi possibili, no? I conservatori nel senso deteriore, non nel senso della collocazione politica, ma nel senso della difesa oltranzista di un sistema che per come è strutturato, carriere unificate, CSM dominato dalle correnti, è oggettivamente un'anomalia nelle democrazie occidentali, ma queste sono comunque tesi e opinioni in cui crediamo moltissimo e vi ricordiamo di stravotare sia il referendum, ma poi ci sono però i numeri, poi c'è l'oggettività cruda, deideologizzata dei numeri e sono interessantissimi i numeri messi in fila dal Tempo di oggi, è l'apertura del giornale Il Tempo, appunto, perché ci raccontano gli esiti, la ricaduta nell'esistenza concreta delle persone dell'attuale, del nostro sistema della giustizia, così per come è ora. Sono anzitutto dati del Ministero della Giustizia che riguardano gli indennizi per ingiusta detenzione. Ebbene, ogni anno vengono risarcite tra 600.000 e 700.000 giornate di carcerazione non giustificata in Italia, cioè tra 600.000 e 700.000 giornate di carcerazione non giustificata, cioè giornate trascorse da persone private della libertà che non avevano ragione per esserlo, cioè violate nel diritto più inalienabile, più originario della persona insieme a quello alla vita. Non solo, ci sono dati probabilmente ancora più impressionanti, c'è quello che traduce gli errori giudiziari in tempo di vita reale perso. Ebbene, negli ultimi 10 anni, stando alla somma delle varie medie annuali, ci è toccato risarcire oltre 6 milioni di giorni di libertà negata ingiustamente, 6 milioni. C'è da aggiungere, anche questo è un aspetto importante sottolineato dal Tempo, che quello che si ottiene non è che un vero e proprio risarcimento danni, ma un equo indennizzo stabilito dalla legge, in media circa 120-150 euro al giorno. Come dire, è la stima di una tua giornata persa, di una tua giornata non vissuta da individuo libero che espleta il proprio diritto all'autodeterminazione. Una giornata ingiustamente amputato di libertà, è stimato in 120-150 euro. C'è poi un dato altrettanto clamoroso, è che dal 1991 a oggi oltre 32.000 sono state le persone risarcite con più di 1 miliardo di euro pagato dallo Stato. Cioè, fatto salvo che ci sono dei tetti, oltre 30.000 persone dal 91 a oggi hanno sforato il miliardo, e ovviamente parliamo di soldi nostri, dal momento che, come diceva la signora Thatcher, non esistono soldi pubblici, ma esistono solo soldi dei contribuenti, parliamo di soldi nostri che abbiamo sborsato per delle evidenti valutazioni errate, degli infallibili, insindacabili, ingiudicabili magistrati che, quando poi si tratta di darsi le valutazioni professionali da soli, si autopromuovono col massimo dei voti nel 99, qualcosa per cento dei casi. E pensa se non erano tutti, come dire, al massimo livello di professionalità, come finivamo. Il Tempo fa poi tutta un'analisi sulle quote dei risarcimenti, eccetera. In ogni caso, il precipitato è che almeno che dalle 90 alle 120 persone ogni anno in Italia passano più di un anno private della libertà pur risultando innocenti. Un anno di vita, ragazzi, calcolate quante occasioni, rapporti, affetti, avventure della vita perdete in un anno. Tra le 90 e le 120 persone ogni anno
Ora, poi ci sono anche molti dati nel pezzo del tempo, ma vi invito a leggerlo. Qual è il punto? Quelli che dicono, ma non si vota proprio su questo. No, si vota anche su questo. Si vota sulla domanda delle domande. L'attuale sistema della giustizia è soddisfacente? Rispetta i crismi autentici, non nei convegni, ma nella realtà delle persone di uno Stato di diritto avanzato? È un sistema in grado di anche correggere i propri errori, che è l'essenza della democrazia liberale, no? L'epistemologia popperiana, tentativi ed errori. Attualmente il sistema dominato dalla corporazione baracasta dei magistrati è in grado di correggere i propri errori in base all'esperienza? No, evidentemente, visto che li reitera, come dimostrano i numeri di cui sopra. Ergo, una riforma di questo sistema è imprescindibile per chiunque dia senso all'espressione Stato di diritto. Grazie a tutti, vi aspetto stasera.